Ben ritrovati ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. E allora vediamo subito insieme gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che fino al 24 novembre nel cuore di Venezia, all'interno della suggestiva e prestigiosa cornice dell'hotel Hilton Molino Stucchi affacciato sul canale della Giudecca, sarà presente l'installazione Play With Us, dall'arte popolare all'arte moderna con opere dell'artista Nebi Byron. L'esposizione si colloca in concomitanza alla 58esima Biennale di Venezia e propone al pubblico una particolare e metaforica visione onirica dell'artista che vede al centro della sua narrazione inusuali cavalli da giostra. Una nuova esperienza nella scenografica atmosfera del castello di Zumelle a Mel, in provincia di Belluno. L'1, il 2 e il 3 novembre tra le mura dell'antico maniero potrete partecipare ad una Escape Castle. Il castello trasformerà i giocatori in prigionieri, pronti a tutto pur di raggiungere la salvezza. Ben 90 minuti di tempo prima che le sue porte si richiudano per sempre. Per saperne di più www.castellodizumelle.it. Nel 1787 il Don Giovanni di Mozart debuttò a Praga. Uno dei maggiori capolavori ebbe luogo proprio al Teatro degli Stati e da qui divenne leggenda nella storia della lirica mondiale. Strutturato come un dramma giocoso diviso in due atti, il Don Giovanni è la seconda delle 3 opere italiane che il celebre compositore austriaco scrisse in collaborazione con il librettista trevigiano Lorenzo da Ponte. Un sorriso è una curva che raddrizza tutto. Phyllis Diller. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Mussolente, in provincia di Vicenza. Il territorio si estende lungo la Pedemontana, arricchito da ville venete edificate da patrizi veneziani che qui dimoravano durante il periodo estivo. Una su tutte Villa Nervi, ora Negri Piovene, costruita nel 1763 ad opera dell'architetto Antonio Gaidon. Ha 2 porticati in posizione arretrata rispetto al corpo centrale che si innalza per 3 piani, il quale si affaccia su un'ampia scalinata circondata da un parco con giardino. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci alla prossima puntata.